Amici bellini, siamo completamente folli perché ci guardiamo anche le partite delle squadre africane, perché ci interessa, perché la curiosità rispetto all'unico acquisto, insomma, del Napoli. Non ci dimentichiamo Juan Jesus, poverino, quella bella Mamoru Carmer, però anch'issa ci interessa perché Juan Jesus lo conosciamo, limiti e difetti e pregi, anch'issa lo conosciamo pochissimo, quindi analizziamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora amici bellini, benvenuto Daniele Iannino. Se vi trovate qui per caso iscrivetevi al canale, secondo me vi conviene, sono quelle cose convenienti perché è gratis. Voi cliccate qua sotto dove sta scritto subscribe, iscriviti e cliccate sulla campanella. E se vi iscrivete anche al canale Telegram che trovate in descrizione, quante cose, perché quante cose, tantissime cose, e sapete anche delle cose quando io non ho il tempo, quando propongo un video oppure non vi arriva la notifica, oppure per esempio gli amici bellini hanno saputo in anteprima che c'era il link per guardare la partita del Camerun su FIFA TV e quindi chi l'ha saputo e che voi avreste potuto saperlo, quindi iscrivetevi e lasciate un like mentre vi mostro delle immagini sempre un po' croppate per evitare problematiche e su questi pochi minuti che anch'essa ha giocato nel Camerun il tecnico Conceição, che non è il Conceição che quasi aveva firmato per il Napoli, non lo ha schierato dall'inizio, è entrato verso la fine, abbiamo visto più o meno un quarto d'ora. A noi ci interessava vedere più che altro un pochino la posizione in campo, perché abbiamo questo dubbio: gioca a 2, gioca a 3, mezzala, centrale, e insomma questo era uno dei primi dubbi. Ovviamente non lo dovrei nemmeno dire, ma purtroppo è meglio dirlo, bisogna sempre parametrare rispetto agli avversari, rispetto all'importanza della gara, rispetto ai compagni, perché quando uno entra in campo e gioca prende delle decisioni anche rispetto a quelli che sono gli avversari. Se anch'essa sa di essere più forte di tutti i suoi compagni o degli avversari, è normale che tenterà un dribbling in più, dici io questo me lo faccio e sono dei... Io veramente non mi rendo conto della... Te ne vai. Quindi, rumori a parte, quello che abbiamo visto e che vedete alle mie spalle, tra le poche cose, insomma, un recupero in difesa dove aiuta, dopodiché subito dopo il recupero se ne va via in dribbling perché ce l'ha proprio di istinto, secondo me, questa cosa qua. Dopodiché se l'allunga un po' troppo. Noi abbiamo parlato anche dei campi di patate, sappiamo che in certi campi in Africa non è il massimo il controllo di palla, tra l'altro pure davanti alle telecamere tutti questi muschilli, veramente cose incredibili, si danno dei calci, proprio arbitri particolari, veramente è complicato analizzare calcio in questi contesti, però noi lo facciamo perché siamo curiosissimi e cerchiamo spunti, una continuazione. Se ne va in dribbling, dopodiché perde palla e quando perde palla è costretto poi ad un fallo che, se andiamo poi a vedere, non è nemmeno fallo secondo me, perché lui entra in contatto con l'avversario, gli tocca il pallone tra le gambe, quindi tocca il pallone, può chiamare il fallo magari sul primo contatto da dietro, ci può stare una sportellata, diciamo un colpo di capitone, l'avversario cade e poi c'è questo tocco sul pallone, quindi arriva questo cartellino giallo subito dopo, più credo per proteste nei confronti del guardaline che non per l'entità del fallo stesso, anche perché se andiamo a vedere tutto il resto delle giocate e qua i cartellini, i falli non li chiamano, quindi un arbitraggio un po' particolare. C'è pure un'azione alla fine lanciata proprio da Anghissà che finì in area di rigore, dove il difensore del Malawi praticamente comincia a prendere a calci la schiena dell'attaccante camerunense che sta coprendo il pallone, proprio i calci, proprio così, non chiama niente l'arbitro, vabbè. Dopodiché, tra le altre cose, insomma, lo vediamo mezzala sinistra, credo per quello che possa valere la tattica in queste partite, magari non lo so se non la vedo bene io, comunque mi sembrava un 4-3-3 quello del Camerun, e in
questo 4-3-3 Anghissà era mezzala a sinistra, quindi la mezzala è nelle sue corde, lo può fare tranquillamente. Ricordiamo che era sempre fine partita, ricordiamo che non tutte le cose sono vere in tutti i campi, va bene così. Però mezzala a sinistra che arriva anche al tiro su calcio di punizione. C'è un calcio di punizione interessante, Anghissà si avvicina sul pallone, la personalità, è chiaro che secondo me anche i suoi compagni di squadra rispettano il fatto che sia un giocatore di caratura superiore rispetto agli altri, e quindi si mette sul pallone e si prende il tiro, un calcio di punizione particolare, non di potenza, non il classico calcio di punizione a rientrare con il piede che cerca di prendere il pallone di schifo, diciamo, il giro lo prende, però poi la palla è stata colpita forse con troppa potenza, il pallone finisce alto sulla traversa, insomma tira anche i calci di punizione, non sappiamo se nelle gerarchie del Napoli li possa tirare lui, questo dobbiamo veramente vederlo, però da quello che abbiamo capito da questi pochi minuti, da questa partita, è che il ragazzo si prende la palla, si prende la responsabilità, la smista anche abbastanza velocemente, il dribbling ce l'ha, c'è un'altra occasione in cui nel dribbling lui vince un contrasto, il dribbling non è perfetto, il controllo di palla non è stato perfetto, devo dire la verità, però ricordiamo sempre i campi di patate, e poi superando insomma l'avversario in contrasto porta avanti il pallone, l'azione che porterà poi a quel calcio di punizione. Perché parlo del controllo di palla? Perché mi è capitato anche di vedere gli highlights di Nigeria-Liberia, dove la Nigeria vince 2-0, dove però Osimhen non segna, anzi, questa la devo dire, io adoro Osimhen, le sue potenzialità e tutto va benissimo, però Osimhen si mangia un gol incredibilissimo, vediamo se posso mettere anche le immagini qua dietro, un gol pazzesco, era in fuorigioco, però è colpa sua perché se stava andando al tiro, devi aspettare, devi fare i passetti, dovresti andare a lezione da Callecon, maledizione, e quindi troppa foga come al solito, quindi sta leggermente in fuorigioco, nonostante fosse leggermente in fuorigioco, sulla ribattuta del portiere non vede la porta assolutamente. Diamo la colpa ai campi di patate anche nel secondo tempo, quando Osimhen si lancia una palla vagante, riesce ad anticipare tutti, però il primo controllo non è perfetto e purtroppo se l'allunga troppo il portiere gli esce addosso, l'azione continua, lui non ci arriva di testa. Insomma, non una partita eccezionale per Osimhen con la Nigeria, va bene, cioè non ci mettiamo a dire non è buono proprio, no, non ci mettiamo a dire questo, meglio che questi gol li faccia con il Napoli, quindi va bene così. Particolarità che nella Nigeria ha segnato Kaleki Iheanacho, insomma un giocatore dell'Leicester. La doppietta della Nigeria è del giocatore dell'Leicester che noi probabilmente dovremmo incontrare al più presto, quindi corsi e ricorsi storici, due amici compagni di nazionale che si scontreranno in Europa League. Signori, è strano, il calcio è strano ed è fatto di queste storie. Avete visto voi i ragazzi in nazionale? Perché qualcuno rifiuta di guardare la nazionale, solo il Napoli, lo capisco, io sono con voi. Ovviamente noi abbiamo guardato queste nazionali proprio per interessarci ai giocatori del Napoli, e mentre si continuerà a parlare di questa situazione della Colombia, della Juventus, perché ci sono ancora dei dubbi, noi terremo d'occhio i nostri giocatori nazionali, sperando che non si facciano niente, sperando che magari le loro squadre vincano, perché è sempre bene stare belli freschi mentalmente, contenti di una vittoria, delle cose, non li deprimiamo, un po' di fiducia, un po' di pensiero positivo, ecco, il pensiero positivo che è sempre importante. Da New York, Valerio Fluido è tutto, è tempo di andare a lavorare, perché bisogna anche, non si vive di solo pane, cioè, tu il pane non lo mangi? No, io mangio solo grisini, diceva Totò, ma queste sono varie cose. Messico 86, sto lavorando al video, non vi posso far vedere niente perché sarà dura, sarà un lungo processo. Da New York l'ho detto. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Già ci sei arrivato. No, già ci sei arrivato. Sopra la cosa così, ci poi sei arrivato sulla già. campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, sì, poi dovete praticamente basta, fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.